Elisa Venturini sempre con noi. L'altra questione, secondo lei, giunti a questo momento particolare, come si sta comportando il governo, visto dall'occhio prospettico, insomma, di chi rappresenta i comuni? Io la trovo una situazione abbastanza delicata in questo momento, dove siamo tutti un po' in attesa di vedere cosa succede con i mercati, perché poi alla fine vedere questo spread che si alza e sapere che poi incide questo sulla nostra economia, sulle nostre imprese, sui nostri risparmi, è chiaro poi ne risentiamo tutti, in primis i comuni e quando parlo di comuni i cittadini. E quindi con apprensione Però ci stiamo... sono economisti che dicono attenzione, non è di queste proporzioni, è più quello che viene raccontato poi a livello giornalistico, eccetera, Per quello dico... o anche dall'opposizione, che non la situazione reale, tenendo conto che poi tra l'altro l'ultimo dato per far comprendere che quasi il 49% delle persone non riescono a ottenere un finanziamento mutuo, che comunque i mutui, a voler guardare, hanno tassi di interesse che sono notevolmente più bassi di qualche anno fa. E quindi non è questa cosa sconvolgente per i cittadini. Prima che si vada a intaccare i fondi pensione ci vorrà comunque un tot di anni, perché i fondi pensione non è che li fai adesso, li liberi domani, e lo stesso per gli investimenti che di solito sono a lungo periodo e hanno una mobilità diversa, per cui quello che riguarda i cittadini in realtà è stato ingigantito per spaventare, ma non è così. Noi abbiamo interpellato anche infatti io dico, stiamo a vedere nel senso che siamo fiduciosi, cioè dobbiamo essere fiduciosi che le cose vadano per il meglio. Ma se non ci fosse lo spread, se non ci fosse questo problema, come lo vedrebbe? Per quel che riguarda il sistema interno Italia? Per come, in modo particolare, per quanto riguarda la destinazione delle risorse, secondo me dovrebbero essere gestiti in maniera diversa. Ribadisco il concetto. Per me il reddito di cittadinanza è una misura che non è utile per il nostro Paese, anzi è dannosa. È una misura di assistenzialismo puro che non serve assolutamente per il nostro Paese, anzi ha bisogno di tutt'altro. Noi abbiamo bisogno di permettere la realizzazione di opere pubbliche nel nostro Paese, abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di potenziare i centri per l'impiego in maniera diversa da come è stato previsto, abbiamo bisogno di intervenire per sgravi fiscali per le nostre aziende per permettere maggiori assunzioni. Su questi filoni a mio avviso bisognerebbe intervenire, non sulla pura spesa assistenzialistica, cioè dare soldi così dove non si riesce a capire come vengano controllati, come vengano gestiti, poi si dice ma sì, i centri per l'impiego devono proporre almeno 3 proposte di lavoro, altrimenti viene tolto, se le persone non accettano viene ritirato il reddito di cittadinanza. Ma se alla fine non vengono fatte le proposte perché magari nel mezzogiorno i centri per l'impiego non fanno proposte di lavoro, cosa andiamo avanti a vita così? Poi è anche vero che noi abbiamo una parte del paese dove magari il lavoro manca, e dal sud, e abbiamo una parte del paese al nord dove vengono chieste competenze che con difficoltà si riescono a trovare. La grande sfida che noi abbiamo adesso in Italia è proprio questo, riuscire a sintonizzare il nostro paese col mercato del lavoro, e in una parte magari del nostro paese dove è più accentuato il lavoro nero cercare di trovare una forma di regolarità diversa che permetta anche di mettere alla luce e di riuscire ad investire meglio le risorse, perché il rischio appunto è con il reddito di cittadinanza che noi andiamo ad incrementare in realtà il lavoro nero. Assolutamente, ecco, questo a proposito del lavoro, nei comuni ci sono molti collaboratori, molti dipendenti da tanto tempo, e anche qui c'è un problema di gestione del lavoro e delle risorse. Come ANCI noi stiamo da un po' di tempo ponendo il problema anche a livello nazionale, perché noi ci troviamo il personale nei nostri comuni che incomincia ad essere un personale maturo, quindi magari anche prossimo alla pensione, o comunque personale che avrebbe bisogno di avere anche delle forze nuove, perché negli anni 80 e 90 ci sono state delle grandi assunzioni negli enti locali, nei comuni, nelle province, e adesso ci ritroviamo che una parte del personale incomincia ad avere dai 52-53 anni in su, e servono forze giovani, perché il rischio è che ti ritrovi poi con dei pensionamenti ad avere dei buchi che non riesci assolutamente a colmare, e per formare le persone che operano e che lavorano negli enti locali, nei comuni, ci vuole tempo, perché non è un lavoro, perché visto dall'esterno uno dice ma cosa sarà mai? In realtà il lavoro amministrativo, il lavoro tecnico che viene svolto nei comuni è un lavoro che richiede preparazione, che richiede sempre di più competenze in termini informatici, perché sempre di più
si utilizza il computer e le procedure sono informatizzate, ma poi anche competenze tecniche vere e proprie. Impostare il bilancio di un comune è difficilissimo, gestire tutta la materia relativa all'edilizia privata e ai lavori pubblici è una materia complessa che richiede studio, che richiede competenze. Perché questo? Perché il nostro paese è pieno di leggi, perché legifera la regione, legifera lo Stato, magari spesso hai anche delle norme che sono di difficile interpretazione, norme che contrastano tra di loro, norme che si susseguono nel tempo, poi cambiano i governi, cambia anche la prospettiva, come viene impostato magari un determinato servizio, quindi ti trovi dalla mattina alla sera a dover rivedere magari programmazioni che avevi fatto nel tempo, e questo richiede delle grandi competenze. Allora, nel passato il comune poteva essere anche una sorta di ammortizzatore sociale, cioè le persone che erano in difficoltà, che non riuscivano a trovare lavoro, entravano nell'ente pubblico e quella era comunque una garanzia. Oggi non è più possibile pensare al comune come un ammortizzatore sociale. Il comune deve dare dei servizi, allora è giusto che ci sia un'integrazione nell'ambito dell'ente locale con persone che hanno più o meno competenze, però dobbiamo anche considerare che comunque la richiesta che fa oggi il cittadino è di avere di fronte un operatore che sia qualificato, che sia capace, che gli dia delle risposte, in termini di competenze, in termini di tempistica. E questa è la difficoltà che noi incominciamo ad avere. Cioè, ma le persone, proprio sono le persone stesse che hanno difficoltà ad adeguarsi, perché a un certo punto è un approccio diverso al proprio lavoro. Questa è la cosa sconvolgente. Lo vedo io e magari anche le persone che hanno qualche anno più di me, e proprio in termini informatici, adesso pensare che tutte le procedure sono informatizzate, adesso non è più apponi una firma in un documento con la penna e la finisce, no, c'è tutta una procedura, è la firma digitale, devi conoscere come funziona, devi capire come vengono fatti determinati passaggi, e questo richiede tempo, devi capire come funziona la logica che ci sta dietro anche all'informatica, e quindi è proprio un'altra prospettiva di lavoro che è completamente diversa rispetto al passato. Non è più il cartaceo, ormai l'era del cartaceo è finita, dobbiamo proprio reimpostare il nostro cervello e pensare che la nostra è una società ormai che è sempre più informatizzata, e noi vediamo che l'amministrazione pubblica è impostata per una società, tra virgolette, di giovani. Mi spiego meglio, vengono richieste tutta una serie di procedure che un ragazzo che è nato già con la mentalità digitale, informatica, riesce ad assimilare ed entrare subito nel sistema. Ma già pensare 40, 45, 50, 60 anni, perché nella pubblica amministrazione ci sono anche sessantenni, certo, è difficile riuscire a cambiare completamente impostazione mentale dalla sera alla mattina. Questo cosa comporta? Richiede tempo. Questo cosa comporta? Cosa comporta? Che ci sono magari tempi che si allungano, delle rigidità anche da parte dello stesso personale, perché quando tu per decenni hai impostato il lavoro in una determinata maniera e ti dicono dalla mattina alla sera tu adesso devi cambiare completamente, hai delle resistenze, ma ce le abbiamo tutti, non è da colpevolizzare, ma è proprio il funzionamento del nostro cervello che è così. Quindi avere l'apertura mentale di dire adesso reimpostiamo completamente il lavoro in maniera diversa richiede uno sforzo non indifferente, che se hai 20 anni, se hai 30 anni lo fai con più facilità, quando incominci ad averne 60 diventa più difficoltoso. Assolutamente, quindi andare in pensione prima, quindi la famosa quota 100 che dir si voglia, può essere utile? Dobbiamo sempre impostare un sistema che funzioni. Quindi noi dobbiamo garantire i diritti ai cittadini e nello stesso tempo devono essere tutelati anche i servizi che poi vengono dati ai cittadini stessi. Allora, se con la quota 100 alla fine va in pensione una buona parte del personale dell'ente locale, chi è che dà i servizi? Ecco, cioè, perché non ci sarebbe perché tanti si immaginano, vai in pensione automaticamente c'è qualcuno di nuovo, no? Bisogna dire dei concorsi, bisogna aprire dei... Questo richiede come sempre del tempo, perché anche per essere assunto nell'ente pubblico comunque ci sono delle procedure da espletare e ci deve essere un concorso pubblico dove le persone sono chiamate a dimostrare le proprie competenze, quindi comunque ci sono delle gare, non c'è l'assunzione immediata diretta che sicuramente come nel privato ha tempi rapidi, ma che non è possibile nell'ente pubblico dove deve essere data l'opportunità a tutti coloro che si trovano in determinate condizioni. Quali sono le tempistiche, per esempio? Beh, sempre perché comunque una persona del preavviso che va in pensione lo dà, quindi dovrebbero esserci anche tempi. Parliamo sempre in termini di mesi, se va bene. Poi vedi magari dei concorsi che possono durare anni. Dipende da che settore, dipende dalle competenze, dipende da che dirigenti ci sono, dipende da che regione, c'è tutta una serie di componenti che poi vanno ad influire.
e senza mettere in dubbio il fatto che comunque noi abbiamo dei bravi amministratori nei nostri enti. E anche lì perdita di competenze. Come in ogni ambiente, hai il medico bravo e il medico meno bravo, hai l'insegnante bravo e l'insegnante meno bravo, hai l'amministrativo pubblico bravo e quello meno bravo, e ti devi confrontare sempre con persone che hanno più o meno capacità. Assolutamente, questo è un altro problema. Detto questo, andiamo ancora in pubblicità, poi siamo di nuovo con voi.